Bentornati, bentornati. Parleremo di matematica, carta e penna, impariamo a contare, ma parleremo di matematica e di arte. Voi direte, è un matrimonio difficile? Forse no, lo impareremo a capire, perché in realtà la matematica e l'arte hanno dei punti in comune, anzi molti più di quelli che noi ci saremmo immaginati. Roberto Concas, Lucio Cadeddu, uno storico dell'arte e un matematico nello stesso tavolo, è quasi un'impresa. No. È quasi un'impresa. Allora, cominciamo dal principio matematico. Tutto è un numero, forse. Però sicuramente da Pitagora in poi qualcosa è successo, perché il numero ha un valore matematico e filosofico che ci dà la chiave di lettura per qualcosa che avverrà dopo. Sì, esattamente così. In realtà il legame tra i numeri e le altre entità presenti nel nostro universo è stato, come dire, descritto in maniera anche abbastanza rigida proprio dalla scuola pitagorica. Stiamo parlando di 500-600 anni prima di Cristo. E infatti loro assegnavano ai numeri un significato. Non parlerò di numerologia evidentemente, anche se sembra che sia così, ma non è questo il mio scopo. Per esempio, faccio giusto qualche esempio per capire, uno che per i pitagorici non era un numero, perché per loro numero vuol dire numeroso, ok? Quindi deve essere qualcosa di molteplice, invece uno per loro non era un numero, ma era l'origine del tutto, in quanto da uno, sommando uno con se stesso, si ottengono tutti gli altri numeri, quindi era l'origine, diciamo, dell'universo. Poi il 2 era il primo numero femminile. Ah, questo non lo sapevo neanche io. Ogni tanto si parla. Vedi. Il 2 era il numero femminile e rappresentava l'opinione. Questo poi potremmo ricamarci sopra moltissimo. Non dico nulla, siamo solo al terzo minuto di trasmissione, non dico nulla, me la riservo. Il numero 3 era il primo numero maschile, il 3 più il 2 costituiscono il 5, che rappresenta il matrimonio, l'unità. Il numero... Ecco perché 5 confetti, no? Questo non ho lo idea. sapevi. Non sono esperto in materia, no. E poi il 4 rappresentava in qualche modo l'universo, perché era l'unione dei 4 elementi: terra, aria, fuoco e acqua. Quindi il 4 era l'unione dei 4 elementi. Il 10 era il numero perfetto per loro, perché era la somma dei primi 4, 1 più 2 più 3 più 4 fa 10. Prova? Sì, è vero. Torna? Okay. Sì. È così. Sì, mi ha fatto contare, non sono È passati neanche su... No, io... Aiuto. Grande stima. Ho paura, ho paura. No. Molta, sappiatelo, ho molta paura. Allora, i pitagorici... Ha saltato il 5 che è la virtù celeste, però... Non a caso. Per il matrimonio, no, ho parlato del matrimonio. Ho parlato del matrimonio, però. E per i pitagorici, appunto, ogni elemento del creato, dell'esperienza sensibile, era riferibile a un numero. E questa era la base del loro pensiero. Non solo i numeri interi, questi che abbiamo citato, erano alla base di tutto, ma anche i rapporti tra questi numeri interi erano alla base di tutto. I rapporti, intendo le frazioni, non so, 3/4, 1/5. Questi numeri qui erano, per loro rappresentavano qualcosa. Ad esempio, ai pitagorici deve l'introduzione della prima scala musicale. E come si ottiene una scala musicale? Come si ottengono le note? Si ottengono dividendo la lunghezza di una corda in parti. Quindi, per esempio, la corda libera produce una certa nota, supponiamo di avere una chitarra. No, anche loro usavano il monocordo. Certo. Si mette il dito per bloccare la lunghezza della corda e la nota che viene fuori è un'altra. Quindi loro hanno stabilito questa scala di suoni che erano rapporti tra numeri interi. Quindi loro cosa pensavano? Che in realtà tutto nel mondo fosse numero intero o rapporti tra numeri interi. E questo però è un problema, perché non molto tempo dopo, all'interno della stessa scuola pitagorica, qualcuno si accorse che c'era qualcosa che intero non era, e non era neanche il rapporto tra interi. Ho portato un esempio, un disegnetto molto facile, che è questo qui, non so se si vede, è un quadrato, noi se non guardiamo questo qui è un quadrato
semplicissimo, e questa è la sua diagonale. Ok. Ok? Fino a lì ci arriviamo. Allora, il problema era quanto misura la diagonale conoscendo il lato del quadrato. Chi ha fatto un po' di matematica delle scuole medie saprà che si costruisce il teorema di Pitagora, grazie al quale si ricava la lunghezza di quella che si chiama Il teorema di Pitagora, quello vecchio. famoso teorema, che poi non era neanche il suo, ma insomma. Vabbè, però a lui ce lo fanno è stato studiare come assegnato. serve. Un allievo di Pitagora, della scuola pitagorica, un certo Ipaso da Metaponto, intorno al 500 a.C., facendo altre disquisizioni, si accorse che questa lunghezza non può essere scritta, questa qui, non può essere scritta in alcun modo come rapporto tra numeri interi. Cioè, io quindi? posso anche, e quindi lui ha detto, oibò, noi abbiamo sempre detto che tutto è numero, tutto è rapporti tra numeri, ho scoperto una cosa semplicissima che io posso addirittura visualizzare, che è questa, che io non posso scrivere come rapporto tra numeri, non è 3/4, non è 4/5, non è... Supponiamo che il lato sia 1, ad esempio, quello che viene fuori è una cosa che non è un rapporto tra numeri. Infatti si chiama un numero irrazionale, in realtà noi sappiamo che è quello che si chiama radice di 2. Se faccio l'operazione viene fuori radice di 2. Ma all'epoca radice di 2 non sapevamo cosa quello che Ipaso aveva scoperto è che questo numero non era un numero esprimibile come una frazione. E quindi crolla completamente l'impalcatura della scuola pitagorica, perché che cos'è allora un oggetto che descrive una cosa così semplice che esiste in natura e che non è un rapporto tra numeri? È un alieno, è una cosa che non so controllare. E ovviamente a Ipaso da Metaponto fu chiesto di non divulgare questa scoperta all'esterno. Avrebbe seminato il terrore. Certo. La scuola pitagorica era, tra l'altro, si basava proprio su questo, che alcune cose dovevano restare assolutamente all'interno della scuola stessa. Lui divulgò questo segreto terribile e morì. Le cronache dell'epoca non sono proprio precisissime, ma sembra che sia stato mandato a morte. Addirittura. Poi ci sono delle leggende che raccontano che era l'amante della moglie di Pitagora, ma non voglio fare gossip del periodo, non è il caso. Però una punizione l'ha avuta. Una punizione l'ha avuta, ed è la prima volta che l'umanità si scontra con questa cosa misteriosa che sono i numeri irrazionali. Questo radice di 2, tra l'altro, che è appunto la lunghezza della diagonale del quadrato di lato 1, che poi se lo vogliamo calcolare è 1,414, 2, eccetera, eccetera, insomma, un numero con infinite cifre dopo la virgola. Ecco perché è sfuggente, perché io non so mai quando finisce. Se faccio per esempio un quarto, 1 diviso 4 fa 0,25, finisce lì. Se faccio invece la radice di 2 scopro che è un numero che ha infinite cifre dopo la virgola. Oggi si conoscono circa 100 miliardi di cifre dopo la virgola che compongono la radice di 2. A cosa è servito in antichità? Perché ho parlato di questo? Perché radice di 2 è stato usato da uno scultore del periodo più o meno equivalente a quello della scuola pitagorica, Policleto, che aveva studiato le proporzioni del corpo umano e delle ossa e dei varie parti che compongono il corpo umano, scoprendo che ognuna di queste era in rapporto con l'altra con una quantità irrazionale che era radice di 2. Lui non lo sapeva che era radice di 2, ma aveva fatto dei conti ovviamente approssimativi, e questo è quello che viene fuori. Lui aveva scritto questo canone di Policleto dove elencava esattamente tutte queste proporzioni umane riferite quindi a numeri. Per esempio, prendendo come unità di misura la falangetta del mignolo, si può trovare la lunghezza della falangina della falangina moltiplicandola per radice di 2, che infatti è un po' più di 1, infatti è un po' più lunga, e così via la falange, e così via le ossa della mano. E questo lui l'aveva studiato su tutte le ossa del corpo e su tutte le proporzioni, e aveva scoperto che c'era questa relazione di proporzionalità. E quindi da qui, secondo me, si può già vedere l'embrione dell'idea che la matematica e la geometria sono servite per cominciare a descrivere la natura, la forma dell'uomo, ma anche di tutto quello che lo circonda. Sembra quasi fatta, cioè è fatta. In realtà? In realtà
Erano manuali di istruzioni per giovani scultori, pittori, per artisti, e quindi devo dare dei parametri all'interno dei quali costruire. Come... Allora, è chiaro che l'artista ha bisogno di un indirizzo filosofico, sì, teorico, sì, religioso, sì. La matematica interviene in questi aspetti di carattere più generale, su quali l'uomo si interroga, perché poi questo è il problema vero. L'uomo si interroga, la matematica offre delle risposte, la filosofia ne offre altre, l'arte spesso deve rappresentare tutti questi pensieri con il proprio strumento di rappresentazione, che può essere la figura, la scultura, l'architettura, eccetera. Quindi la matematica entra molto presto all'interno del sistema di rappresentazione di una società e quindi di un pensiero filosofico. Vale per l'arte greca, vale per l'arte romana, vale per l'arte cristiana, vale per molti altri tipi di arte. Su questo ci fermiamo, riprendiamo il discorso fra un momento, aspettateci. Bentornati, stiamo parlando di arte e matematica e ne stiamo parlando con Lucio Cadeddu e Roberto Concas. Roberto, eravamo all'arte. All'arte, sì. Quindi l'uso della matematica nell'arte è un elemento strumentale per l'arte, fondamentale, perché anche gli artisti avevano bisogno di un percorso come dire, ripeto, con i piedi per terra, quindi essere sicuri che quanto facessero rispondesse in maniera abbastanza precisa agli ordinamenti più generali della natura che i matematici incominciavano, come ha descritto appena Lucio, a decifrare e a calcolare. Dopodiché però si innestano... Prego. Ti faccio una domanda. Sì. Vi faccio una domanda. È un modo per mettere ordine alla natura o capirla? Capirla, direi. Un po' entrambe le cose, nel senso che la natura ha una sua struttura, spesso fatta di simmetrie, di proporzioni. La matematica non fa altro che cercare di descrivere il mondo che ci circonda, con le leggi, con le dimensioni. Quindi un tentativo di spiegarlo. Un tentativo di raccontare. Di raccontarlo. La stessa cosa fa l'arte, nel senso che assume anche la matematica come altri strumenti, come per esempio i primi studi anatomici, e quindi assume questi strumenti per rappresentare quel fenomeno, chiamiamolo così, o quella condizione che non poteva essere diversamente spiegata. Dopodiché questo aspetto prende piede perché diventa nel tempo anche uno strumento identificativo di quel pensiero filosofico. Facciamo l'esempio del Tempio greco. Il Tempio greco è quasi ormai certo, si prendeva la base, poi per avere tutte le altre misure si divideva un po' come faceva con il dito prima Lucio, tante volte per 1,618, all'infinito sino a trovare la misura più piccola. Non usavano l'1,618, ma questo ce lo spiegherà meglio Lucio, ma semplicemente 2 strumenti, un compasso e 2 squadre, niente di più. E con quello potevano fare qualunque cosa in termini di geometria semplice, di matematica altrettanto semplice e piana. Ancora poi questo pensiero si evolve nel tempo sino a diventare uno strumento da applicare in molti altre componenti. Mi riferisco, faccio un salto perché faccio riferimento all'uomo vitruviano e alla divina proporzione, per spiegare una cosa che oggi si può dimostrare matematicamente, ed è quella, per esempio, quando noi entriamo in una chiesa, c'è una esigenza precisa di portare il fedele ad Deum, cioè verso l'altare. Per fare questo, tu non puoi pensare che
una cappella più grande, una cappella più piccola, quell'altra è più larga, quell'altra è più profonda. No, hai bisogno, cioè la tua mente deve essere guidata verso questo percorso, verso la salvezza e verso l'altare. Percorso iniziatico. È un quasi. percorso iniziatico, è un percorso devozionale che ha il suo bioritmo. Potremmo definirlo musicale, come diceva Lucio, potremmo definirlo semplicemente metrico, visivo, semantico, semiotico, poco importa, ma quello che importa è che tutte le cose dovevano avere un proprio ordine. Come farlo? Con la divina proporzione, quindi con lo strumento che mi consentiva di avere con precisione i calcoli e mi dicevano in che rapporto questo avveniva. Faccio un esempio molto banale. Oggi qualche volta quando entriamo in qualche chiesa ci accorgiamo molto spesso e anche molto facilmente che quell'altare nuovo realizzato per l'aggiornamento del culto stona. Cioè ci accorgiamo subito che è o troppo grande o troppo piccolo o qualche troppo alto. O troppo alto. Bene, lì si vede che chi l'ha fatto non conosce più un codice antico. Esatto, non conosce più le regole della divina proporzione e quindi mi si passa il termine inventa. Nell'invenzione trovi che quell'elemento è sproporzionato. Chiunque si accorge di questo, chiunque possa aver frequentato per molti anni un po' di chiese. Quindi la componente architettonica e il momento di comunicazione si interrompe in maniera anche molto brutale. Su questo dobbiamo riflettere attentamente e ripercorrere la vecchia strada per recuperare ogni volta che noi entriamo in una chiesa, essere sicuri che non facciamo danni. Cioè che come architetti, storici dell'arte, professionisti, redattori non facciamo danni, cioè non procuriamo variazioni, se vogliamo essere brutali, matematiche ad una condizione preordinata che veniva progettata inizialmente con assoluta precisione, non potevi variare. Questo valeva anche per, qui ti dico una cosa divertente, valeva anche per le opere d'arte. Per esempio, magari tu non sai, nessuno, pochi sanno, che esistevano opere di destra, di sinistra e di centro in chiesa. Lo sto imparando, per colpa tua. Esatto, cioè che non era una soluzione politica, semplicemente opere che andavano sulla navata di destra, di sinistra e quelle che andavano sul transetto e sul centro. Da cosa si nota? Piccoli dettagli. Se io sono sulla navata di destra, la mia postura sarà leggermente inclinata in tal senso, viceversa dall'altra, perché l'altare è lì o perché l'altare è lì. E se ancora mi devo fermare il giusto tempo in ogni cappella, non posso stare lì incantato a vedere la prima cappella, no. Quindi la prima cappella io avrò sempre figure un po' contratte e la tua lettura sarà più veloce. Vai nella seconda, sarà un po' più larga, vai nella terza ancora più larga perché ti sta indicando l'altare maggiore. È un insieme logico che ha strettamente bisogno delle regole matematiche perché è lo strumento guida. Cioè non puoi affidarti solo all'intuizione. Poi gli artisti imparano certamente, ma l'intuizione non basta. È un po' come pesi e misure e quindi devi calibrare attentamente i pesi e le misure, se no questo percorso ad eum viene meno. Ma questo vale, attenzione, valeva anche nelle architetture laiche, cosiddette laiche, magari non erano così laiche, ma valgono anche lì. Quindi l'esperienza e l'uso di queste unità, di queste proporzioni, sistema proporzionanti, aiutava l'artista a rappresentare meglio la propria scena. Quando vediamo in alcune chiese anche importanti due opere, una a fianco all'altro, come Firenze, Paolo Uccello, insomma, tu vedi che l'opera prima rispetta delle regole diverse, cioè o più forte nell'acromia o meno forte, perché non può disturbare, esatto, ha un linguaggio di semantica che non può assolutamente disturbare il nostro spettatore fedele, perché poi il problema è il fedele. È da qui che noi ci diciamo sempre meravigliati, ma come stiamo bene in queste chiese? E questo al di là della fede o del non credo, no? È proprio stare all'interno di un'architettura che rispecchia queste dimensioni che sono, tra virgolette, proprie dell'uomo. Adesso mi sono incartata definitivamente. No, scherzo, perché le due cose, abbiamo parlato di divina proporzione
e tu invece dedichi un capitolo di un libro che avete scritto in parte a 4 mani, no? Certamente in dialogo costante, anche in lotta costante. Anche in lotta, sì, no, anche in più lotta che dialogo. Che dialogo. Ne portiamo ancora le tracce, se volete, che è legata appunto a questo presunto inganno dell'uomo vitruviano. Inganno. Che rimanda a una sezione aurea. Intanto che cos'è? Così chiariamo, no, il decalogo. Allora, prima ho parlato di radice di 2, okay? Che è la lunghezza della diagonale del quadrato certo. unitario. Allora, osservando le forme della natura e in qualche modo cercando di replicarle e di replicarne l'armonia, la bellezza, gli artisti piano piano si sono accorti che c'erano delle caratteristiche comuni, delle proporzioni comuni. Una è questa radice di 2 di cui ho parlato. Per esempio, non so, lo stesso Vitruvio, per moltiplicare un quadrato e ottenerne uno di area doppia, utilizzava proprio il trucco della radice di 2. Esempio facile da scuola elementare. Io ho un quadrato e voglio costruire un altro che ha area doppia. Il bambino risponde, basta mettere il lato che è il doppio, e invece no, evidentemente. Se prendo 1 e 1, l'area quanto è? 1. Se voglio ottenere un quadrato di area 2, doppia, se io prendo il lato 2 sono fregato, perché l'area viene 4. Giusto. Quindi non funziona. Non funziona. Okay. E allora Vitruvio, per realizzare queste tassellature con quadrati di area via via doppia, che cosa ha fatto? Ha fatto proprio questo, ha moltiplicato il lato per radice di 2, perché se io prendo il lato 1 e prendo la diagonale, radice di 2 per radice di 2 fa 2. Quindi se prendo un quadrato di lato diagonale, cioè radice di 2, l'area di quel quadrato sarà 2, perché radice di 2 per radice di 2 fa 2. E quindi ha raddoppiato il quadrato iniziale con questo trucchetto. Il trucco, lui dice che gli è stato suggerito. Sto per annaspare. No, è facile, se potessi fare un disegno si capirebbe subito. Lui dice che questo trucco gli è stato suggerito da Platone, tra l'altro. Non era proprio tutta farina del suo sacco. Poi da radice di 2 il passo verso altre quantità irrazionali è stato abbastanza breve, perché lo stesso Euclide aveva descritto che cosa si intendeva dividere un segmento in 2 parti, e dove una fosse la sezione aurea dell'altra. Per la sezione aurea intendeva un certo tipo di proporzione, che vorrei farvi vedere, magari si riesce a capire qui. Vediamo. Anziché prendere un segmento prendiamo un rettangolo perché è più facile. Allora, questo qui è un rettangolo aureo, cioè significa che base e altezza sono in rapporto tra loro in un modo ben preciso. Se non ricordo male, 27,6 in questo caso è 17 l'altezza. Se io faccio il rapporto tra queste 2 lunghezze ottengo un numero che è circa 1,618 e qualcosa, okay? Che è la formuletta che viene fuori dalla definizione di sezione aurea che aveva dato Euclide nei suoi elementi. Ora posso fare anche un altro, quindi questo qui è un rettangolo aureo. Uno potrebbe dire, vabbè, perché non un altro? Perché apparentemente, ovviamente non sappiamo come sono andate le cose, ma apparentemente un rettangolo di questo tipo è più piacevole da vedere piuttosto che un rettangolo molto allungato o quasi quadrato. Stretti lunghi. Esatto. Quindi questo sembra più armonioso, almeno questa era l'idea. Allora, questi rettangoli... Aspetta, a questo rettangolo ci fermiamo, Sì. Aspettiamo la pausa pubblicitaria, ritorniamo dopo. Prendiamo un respiro, carta e penna e foglietto. Bentornati, stiamo parlando di arte e di matematica. Eravamo al rettangolo aureo. dolce, aureo. Sì. Bello da vedere. Bello Sì. da vedere. Sta anche una questione di gusti, Scusa però. un attimo, questo ci dà anche la dimensione del foglio A4, foglio A3, delle tavole, no? Che hanno delle dimensioni, spesso i rettangoli che hanno delle dimensioni precise, assolutamente precise e controllabili. Però quelle hanno un'altra origine. Hanno una radice diversa. Hanno questa radice sempre. No, pensavo al principio, cioè il principio del...
Sì, del facile sì, a capirsi. No, vai. No, vabbè, Scusa, altrimenti deragliamo. deragliamo, scusa. Teniamoci sul rettangolo bello. Okay? Sì. Allora, questo rettangolo, ma anche un rettangolo come questo, costruito anziché con questa proporzione che dicevo del 1,618, costruito con la proporzione della radice di 2, quindi 1,414, in realtà è un po' più piccolo, no? Cioè, Sì. un po' più, meno allungato, hanno una proprietà magica. La proprietà magica è illustrata da questo disegno. Allora, parto da un rettangolo, costruisco un quadrato di lato pari all'altezza. Sì. Ok? Quindi questa è la 17, costruisco un quadrato di lato 17. Sì. Eccolo qua. Quello che resta è un rettangolo. Sì. Questo qua. Giusto? Sì. Il miracolo è che questo rettangolo ha base e altezza che sono in proporzione tra loro esattamente come quello di prima. Quindi se io faccio la proporzione tra questo lato e questo, trovo ancora 1,618. Uno potrebbe dire, vabbè, sei stato fortunato. No. Se io divido ancora, costruisco un altro rettangolo che ha per lato lo stesso lato di qua, cioè un altro quadrato, scusate, ottengo un altro rettangolo, questo piccolino, e questo piccolino vado a fare il rapporto tra la base e l'altezza e ancora 1,618. E questa cosa va avanti all'infinito. Cioè io posso andare avanti a recuperare quadrati e rettangoli. Tolgo il quadrato, ottengo un rettangolo, tolgo un quadrato, ottengo un rettangolo e ottengo sempre rettangoli che hanno la stessa proporzione tra loro. E questo funziona soltanto se le proporzioni sono quelle che dicevo, oppure anche radice di 2, da cui appunto sezione aurea oppure sezione argentea, che è quella con radice di 2. Un altro. Ed è un fatto assolutamente miracoloso questo. Se posso aggiungere una cosa, poi vi lascio tranquilli. La cosa interessante è che continuando questa costruzione alla fine si arriva in teoria fino a un punto, perché questo quadratino diventa un punto. Allora, questo punto ha un particolare interesse, infatti si chiama esattamente centro di interesse. Perché? Vedi, ecco perché si chiama centro di interesse. Si chiama centro di interesse perché ovviamente questo centro di interesse io lo recupero qui, ma se avessi scelto il quadrato anziché da questa parte e da questa, me ne sarei trovato un altro qua, oppure un altro qua, oppure un altro qua. Quindi alla fine ottengo 4 centri di interesse che addirittura anche i fotografi utilizzano per posizionare all'interno di un'immagine i soggetti che devono essere visti per primi, perché sembra che l'occhio umano, guardando una forma rettangolare come questa, vada a posizionarsi al primo sguardo su questi 4 centri di interesse. Istintivamente. Un scienziato e divulgatore scientifico ha chiamato questi punti l'occhio di Dio, perché è un punto così magico che è quasi divino. E lì ti voglio. Sì, ma vabbè, è improprio, no? Queste affermazioni sono proprio affermazioni di tipo laicistico, però ci stanno, nel senso che questa, devo dire che è il modo anche più semplice per divulgare, comunque per creare un interesse, quindi va più che bene. Torniamo invece all'arte, quindi partiamo da lì per arrivare all'arte. La sezione aurea da lui spiegata, mi preme solo farne una piccola traccia, perché il termine, la faccio magari al contrario. Allora, il termine viene proposto per la prima volta nel 1835 da questo matematico che si chiama Ohm e che parla di golden session, quindi la prima sistema. Prima di allora si è sempre chiamato come il segmento in proporzione estrema media, cioè quello che ha citato prima Lucio riferendosi ad Euclide. Ne parla Euclide, che credo, aiutami Lucio, la prima volta viene teorizzato da Euclide il segmento in proporzione estrema media, ne riparla Fibonacci intorno al 200, perché ovviamente fa parte del suo percorso matematico, e lui 1200, sì, intorno al 1200, scusa, l'ho detto alla storica dell'arte, 1200. Ne riparla Fibonacci, e lui tra l'altro comincia a semplificare il suo meccanismo dei conigli, 2, 3, 5, 2 più 1, 3, 5, 8 e così via, che altro non è che una semplificazione del sistema che ha appena fatto vedere il Lucio. Luca Pacioli, che interviene con la divina proporzione, fa un accostamento sul quale io ovviamente ho proseguito i miei studi perché dovevo trovarne una soluzione,
E cioè lui afferma che la divina proporzione è un'unica cosa con la Santissima Trinità, che è un percorso estremamente complicato che non posso affrontare in questa sede, ma che semplicemente, come dire, indico per capire che comunque mai Pacioli parla di sezione aurea nel suo testo, così come non ne parla Fibonacci, e il primo elemento ce lo ritroviamo solo e soltanto appunto nell'Ottocento. Poi nell'Ottocento è interessante perché l'Ottocento, bisogna immaginarci questo, come dire, la popolazione abbandona quello stato di credenza assoluto nel cristianesimo e incomincia ad abbandonare queste strade e quindi cerca disperatamente di trovare un'altra filosofia di riferimento. Da qui nascono alcuni interessi come l'egitomania. Esatto. No? Dove si andavano a cercare l'esoterismo. L'esoterismo, certo. No? E quindi dove si andavano a cercare in questi contesti altre regole che potessero aiutare l'uomo ad andare avanti, perché lo sconforto dell'abbandono di un credo assoluto in Dio comporta la ricerca, tra virgolette, di altre condizioni di divinazione. E quindi gli studi, da qui di nuovo in auge in maniera esplosiva la sezione aurea, di cui tanto si parla, e da qui per esempio il rettangolo di cui parlava Lucio, il bello, era stato indagato da Fechner, che è uno psicologo, probabilmente vi ricordate quel psicologo che ha studiato le macchie, che si aprono, vi fanno vedere, vi dicono tu cosa ci vedi, no? Sì, lui, ci siamo. E lui è Fechner, e quindi fa uno studio su questo rettangolo aureo, lo fa su un numero anche abbastanza elevato di persone, il risultato è deludente. Cioè non è vero che c'è questo come dire, riconoscimento della forma e non è vero che c'è tutta questa passione di questa forma. Seppure ancora noi oggi, eccolo lì, un monitor, un televisore, no, 16 noni, il nostro bigliettino da visita 5x8, gli artisti dell'8 e del Novecento cosa facevano? Per recuperare la persa divina proporzione, dividono le loro opere in 5 parti per 8, oppure 8 parti per 5, quindi fanno dei rettangoli, dei quadrati per suddividere le opere in tal senso, in questo modo riescono a sistemare le figure in proporzione, riconoscono la scala e riescono a farlo. Lo so anche per le opere piccole e per le opere grandi. Per le opere piccole e per le opere grandi. Quindi persa la tradizione, persa l'essere affiancata alla divina proporzione, che come dice Pacioli è un'unica cosa con la Santissima Trinità, recuperano queste forme e le recuperano in questa visione laica che è la sezione aurea, su quale c'è una letteratura immensa, straordinariamente immensa, affascinante, perché poi insomma Lucio ci aiuterà, la natura, mille spiegazioni. in mille condizioni la ritroviamo. Questo appaga anche gli artisti, viene riutilizzato dagli artisti e lo ritroviamo moltissimo nelle opere d'arte. La divisione in spazi geometrici e la geometria all'interno noi a scuola media impariamo la proporzione. Ok, quindi un fuoco. Ormai neanche più. No, vabbè dai, un po' sì, più o meno. Un fuoco, più o meno quando si arriva a imparare, no, da Leonardo in poi, no? Un fuoco. Allora, la prospettiva intendi? La prospettiva, scusami, ho parlato, sì. Mi sono espressa male. Imparo la prospettiva e lì più o meno mi sono e tutto si costruisce in funzione di una prospettiva. Invece no, non basta. Non basta la prospettiva, non bastano neanche le proporzioni così come le abbiamo descritte in realtà, perché poi a un certo punto gli artisti
deragliano, magari prendono altre strade, attingono ad alcune cose ma poi le mischiano. Scientemente, ovviamente. Sì, scientemente, qualche volta scientemente. Per ribellione, no? Quante volte è per ribellione? No, questa è una componente, no. passami il termine, un po' più romantica. No, sono spugne gli artisti, questo sì. E quindi prendono un po' da lì, un po' da qua, alla bisogna, diciamo. Salvo che non abbiano, come avevano con la Divina Proporzione, un indirizzo dogmatico dal quale non potevano spostarsi, però erano liberi all'interno di quell'indirizzo di comportarsi un po' come volevano, cioè nel cosiddetto libero arbitrio. Dal 700-800 incominciano a cercare e sperimentare, sino ad arrivare alla geometria dei frattali, sino ad arrivare oggi alla cosiddetta arte digitale, e quindi sino ad arrivare all'arte con l'intelligenza artificiale, dove l'elemento matematico anzi, passami il termine, la lotta con l'elemento matematico è fondamentale. Sì, dicevo che, per esempio, non so, per citare un esempio che probabilmente conoscono tutti, l'artista Escher, Maurice Escher, quello delle geometrie impossibili, in realtà lui aveva attinto a piene mani da diversi ambiti della matematica, ispirato da un celebre matematico che si chiama Coxeter, andando a provare a disegnare mondi matematici apparentemente impossibili, strutture autosimili, cioè strutture che replicano uguali a se stesse la forma ma in scale diverse, e così via. Se andiamo a vedere il lavoro di Escher, veramente va a toccare tanti campi della matematica e quindi non si limita a proporzioni. Andiamo a vedere, vi diamo un momento di pausa, andiamo a vedere nelle nostre enciclopedie e poi ritorniamo in onda. Bentornati, matematica e arte. Torniamo alla matematica. Lucio Cadeggio. Sì, dicevo che lo stesso Escher, che è uno degli artisti probabilmente più noti al grande pubblico, perché in casa di chiunque ci sono i poster con i disegni di Escher, eccetera, ha preso a piene mani dalla tanta matematica diversa, anche molto sofisticata, non così semplice come quella che ho descritto prima, ma con delle strutture molto più fini. In particolare Escher ha fatto uso di quest'idea che riprende di nuovo l'idea di successione di Fibonacci, ovvero di strutture che si ripetono uguali a se stesse in scala diversa, per approdare poi a quello cui accennava anche Roberto sulla geometria frattale e sui disegni frattali. La dico molto semplicemente. Io posso ottenere una forma, posso creare una forma e poi replicarla uguale a se stessa riducendola in scala. E la replico, ampliandola e riducendola. Oppure riducendola, la replico tante volte. Questa struttura è stata di grande ispirazione per tanti artisti, da Escher in poi, ma anche per tanti artigiani. Se andiamo a vedere, per esempio, dei tappeti, soprattutto di origine africana, tribali, ci sono delle strutture autosimili molto evidenti, quindi quest'idea di creare qualcosa che è uguale ma in scala via via ridotta viene assolutamente presa come un modello per qualcosa che piace all'occhio, di nuovo con lo stesso spirito di prima. Mi permetto solo di agganciarmi perché ci riporta alla nostra piccola Sardegna o grande Sardegna, quando noi andiamo nei tappeti sardi, oppure allora trovi il cosiddetto horror vacui. E che cos'è se non il rimpicciolimento delle figurine, e quindi troviamo le nostre donnine sempre più piccole all'interno dello stesso tessuto per raccontare la storia. L'abbiamo definito tecnicamente horror vacui, quindi paura del vuoto, ma comunque poi alla fine altro non è, perché anche un tessuto altro non è che una proiezione matematica sul piano, lo troviamo anche lì. Rimango in Sardegna per ritornare poi all'uomo vitruviano. Sì. In Sardegna i retabli, tu ed io abbiamo politici e trite retabli. Sì, la mia ricerca
va avanti ormai da quasi 40 anni ed era iniziata proprio grazie alla carissima Renata Serra. Mi ricordo una mia prima domanda da studente: professoressa, scusi, ma perché i retabili hanno queste dimensioni, 2 tavole laterali più piccole e quella centrale più grande? La risposta fu: ragioni di ordine compositivo fra sezione aurea e divina proporzione. Risposta che interessante, ma non mi aveva soddisfatto. Quindi la ricerca è andata avanti fino a che ho trovato un primo algoritmo che mi consentiva di ritrovare sempre esattamente le dimensioni delle tavole laterali di quella centrale con fare ripetuto. Questo è importante perché ancora oggi vedo e noto che alcune pubblicazioni scientifiche fanno tentativi di ricostruzione dei retabili, ma non calcolano l'aspetto matematico. Senza di questo, signori, non si arriva a nulla. Specialmente nei retabili, che sono delle architetture. Esatto, sono degli spazi architettonici, chiamiamole così, comunque sono delle architetture sceniche che rispettavano le regole della divina proporzione, e se non rispetti questo meccanismo tu non lo troverai mai, potrai inventarti. Di scientificità non avranno mai niente. L'applicazione di un aspetto scientifico all'arte, e quindi un aspetto matematico all'arte, è estremamente importante. Da qui che abbiamo litigato tantissimo con continueremo e non finisce qui. Non finisce qui naturalmente. Però siamo arrivati al Vitruviano, la regia se lo sottopone ogni tanto alle vostre spalle. Perché è così importante? È importante perché forse per qualcosa che noi ancora non avevamo immaginato. Ripeto, non posso svelare però posso dire una cosa. Leonardo usa quest'uomo vitruviano per trasferire ai posteri, quindi a noi, le regole della divina proporzione. Lì dentro ci sono tutte le regole spiegate, sono tutte di carattere geometrico e matematico, sono tutte riscontrabili, nel senso che se io ti do una squadretta, basta anche solo una squadretta e tu troverai tutte le regole della divina proporzione. L'unico problema, non unico, è quello che lui le cripta in qualche modo, cioè non le concede a tutti. Ma è un'immagine che può essere capita da chi conosce già il codice. Lui usa parla al mondo comune. Il mondo comune ha raccontato che quella era la misura ideale dell'uomo. Poi in realtà quando sono andato a misurarlo mi sono accorto che la parte destra è diversa da quella sinistra e che non è vero, che il cerchio non è un cerchio vero, ma sono delle doppie spirali montate, e che il quadrato non è un quadrato regolare perché è irregolare. Quindi sa benissimo che lui sta mandando un messaggio nascosto. E allora ho decifrato a fatica, grazie anche, devo dire, a Lucio, ho decifrato moltissime di queste informazioni, sono andato ancora avanti, ribadisco, si tratta solo di prendere una squadretta e di misurare. Diceva Leibniz, se ci sono molte discussioni, calcoliamo. Calcoliamo, il mio sguardo volge, vedi? Volge verso matematica non è calcolo, cioè nel senso si pensa che matematica solo per questo, già per questo, è lo spirito di contraddizione. Non mi piace Leibniz, prenditela con Leibniz. No, perché si pensa che i matematici facciano calcoli. Magari e io ero rimasta particolarmente complicati, ma in realtà non è esattamente così. Quello che fanno i matematici è cercare. Allora, noi stiamo giocando con il professor Cadeddu perché ha questo talento speciale nel riuscire a declinare anche concetti Adultum delfini, si diceva una volta. vedi. Per il delfino di Francia. Sì. No, ma dicevo che è vero, i calcoli ovviamente sono importanti e sono il nostro alfabeto, ma in realtà i matematici fanno altro, nel senso che cercano di raccontare il mondo come funziona, e questo significa andare a provare a studiare, a creare modelli matematici che descrivano problemi biologici, fisici, economici, quindi tutto quello che in realtà ci circonda è basato su teorie matematiche che a volte sono nate assolutamente come astratte, quindi senza pensare a un'applicazione, e poi improvvisamente si è scoperta l'applicazione. Faccio un esempio molto, molto veloce, anche perché siamo in chiusura. I matematici hanno immaginato mondi di dimensione superiore a 3,
Noi abbiamo, il nostro mondo è tridimensionale, lunghezza, altezza e profondità. Insomma. I matematici hanno pensato, ma perché non immaginiamo un mondo a più dimensioni, 4, 5, 6? Sembrava un'astrazione, perché nel nostro mondo sensibile non ci sono tutte queste dimensioni. In realtà poi, già solo con la teoria della relatività, si è scoperto che un'altra dimensione serviva, che era quella del tempo. Quindi spazio, tempo, sono 3 più 1, 4. Quindi la descrizione di un mondo a 4 dimensioni è in realtà un timido tentativo di descrivere come è fatto il nostro universo. Questo fanno i matematici. E noi che eravamo rimasti alle tavoline, avevamo iniziato col teorema di Pitagora. Certo, però vedi la presunzione di risolvere il mondo. Ce la dobbiamo vedere con i matematici. Non è una presunzione. Vabbè, è normale. No, stiamo scherzando naturalmente. Però è vero che, come tu ci spiegavi, che le scuole d'arte che sono fatte di artigiani, su Maestro Imura, no? Che in realtà era un architetto, in realtà era tranquilla che non crollava non crollava per niente. E i suoi elementi e le sue conoscenze matematiche erano poco più che geometrico-aritmetiche, fondate più che altro sulla squadra del filo a piombo, ma insomma funzionava. Quindi non dobbiamo pensare neanche nell'arte, salvo alcuni personaggi, parlo di Piero della Francesca per esempio, il cui pensiero era veramente matematico molto evoluto, oppure di Raffaello, dove già si scriveva di lui che da giovanissimo applicava lui la prospettiva come nessun altro al mondo. In effetti ha una capacità straordinaria di farlo, però in realtà gli altri, la massa di artisti, avevano bisogno sicuramente delle regole e quindi dello strumento della misura e della proporzione. Però avevano bisogno di un indirizzo che era filosofico, teologico, metodologico. Quindi su questo nessuno. E se no smarrisci i tuoi obiettivi. Questa era la chiave, diciamo. Un altro passaggio che potrebbe essere utile a me e a tutti quanti noi non addetti ai lavori, tu ogni tanto provochi con una semantica, no? Sì. Con la semantica. Sì. Quanto è importante? È fondamentale cercare di superare questa semantica e quindi approdare ad una lettura semiottica dell'arte come dello spazio. Perché è lì che capiamo veramente l'arte, è lì che capiamo l'inganno dell'arte. L'ho detto per l'uomo vitruviano, l'inganno dell'uomo vitruviano, che è un vero inganno, ma ce ne sono molti di inganni. L'artista ha bisogno di comunicare, quindi ha bisogno di guardare in camera e in camera deve bucare con lo spettatore, il fedele. Non può sbagliare l'inquadratura, non può sbagliare la sequenza, non può sbagliare il tempo. E da questo punto di vista il tempo glielo racconta e si aiuta molto con lo strumento della matematica. Basilare, Lucio mi direbbe aritmetica, sì, aritmetica, non è un problema, cioè non c'è bisogno, però un po' di geometria piana serve e soprattutto serviva ad trovare gli equilibri. E quindi la forma da quel punto di vista poi non si muoveva, cioè riuscivi a comunicare meglio con l'artista. Ma sempre sotto un indirizzo. Un consiglio per capire meglio l'arte attraverso la matematica? Studiare la matematica. È disarmante. Studiare l'arte. Studiare l'arte, studiare la matematica. Spero si sia riusciti con una chiacchierata un po' lunga forse, ma quel tanto che è necessario per poter dare uno spunto di riflessione e qualche curiosità in più. Alla prossima, a voi grazie e alla prossima. Grazie a te e a voi dell'ospitalità.